Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa è la nostra riflessione conclusiva sul tema del matrimonio e della famiglia. Siamo alla vigilia di eventi belli e impegnativi che sono direttamente legati a questo grande tema. L'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia e il Sinodo dei Vescovi qui a Roma. Entrambi hanno un respiro mondiale che corrisponde alla dimensione universale del cristianesimo, ma anche alla portata universale di questa comunità umana fondamentale e insostituibile che è appunto la famiglia. L'attuale passaggio di civiltà appare segnato dagli effetti a lungo termine di una società amministrata dalla tecnocrazia economica. La subordinazione dell'etica alla logica del profitto dispone di mezzi ingenti e di appoggio mediatico enorme. In questo scenario una nuova alleanza dell'uomo e della donna diventa non solo necessaria, anche strategica per la emancipazione dei popoli dalla colonizzazione del denaro. Questa alleanza deve ritornare a orientare la politica, l'economia, la convivenza civile. Essa decide la abitabilità della terra, la trasmissione del sentimento della vita, i legami della memoria e della speranza. Di questa alleanza, la comunità coniugale e familiare dell'uomo e della donna è la grammatica generativa, il nodo d'oro, potremmo dire. La fede la tinge dalla sapienza della creazione di Dio che ha affidato alla famiglia non la cura di un'intimità fine a se stessa, bensì l'emozionante progetto di rendere domestico il mondo. La famiglia proprio è all'inizio, alla base di questa cultura mondiale che ci salva da tanti attacchi, tante distruzioni, di tante colonizzazioni come quella del denaro o quelle ideologizzazioni ideologiche che minacciano tanto il mondo. La famiglia è la base per difendersi. Proprio dalla parola biblica, dalla creazione, abbiamo preso la nostra ispirazione fondamentale nelle nostre brevi meditazioni del mercoledì sulla famiglia. A questa parola possiamo e dobbiamo nuovamente attingere con ampiezza e profondità. È un grande lavoro quel che si aspetta, ma anche molto entusiasmante. La creazione di Dio non è una semplice premessa filosofica, è l'orizzonte universale della vita e della fede. Non c'è un disegno divino diverso dalla creazione e dalla sua salvezza. È per la salvezza della creatura, di ogni creatura, che Dio si è fatto uomo, per noi uomini e per la nostra salvezza, come dice il credo. E Gesù risorto è il primogenito di ogni creatura. Il mondo creato è affidato all'uomo e alla donna. Quello che accade tra loro dà impronta a tutto.
Il loro rifiuto della benedizione di Dio approda fatalmente a un delirio di onnipotenza che rovina ogni cosa. È ciò che chiamiamo peccato originale e tutti veniamo al mondo nell'eredità di questa malattia. Nonostante ciò non siamo maledetti né abbandonati a noi stessi. L'antico racconto del primo amore di Dio per l'uomo e la donna aveva già pagine scritte col fuoco a questo riguardo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Sono le parole che Dio rivolge al serpente ingannatore, incantatore. Mediante queste parole Dio segna la donna con una barriera protettiva contro il male, alla quale essa può ricorrere, se vuole, per ogni generazione. Vuol dire che la donna porta una segreta e speciale benedizione per la difesa della sua creatura dal maligno, come la donna dell'Apocalisse che corre a nascondere il figlio dal drago e Dio la protegge. Pensate quale profondità si apre qui. Esistono molti luoghi comuni, a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice che ispira al male. Invece c'è spazio per una teologia della donna che sia all'altezza di questa benedizione di Dio per lei e per la generazione. La misericordiosa protezione di Dio nei confronti dell'uomo e della donna in ogni caso non viene mai meno per entrambi. Non dimentichiamo questo. Il linguaggio simbolico della Bibbia ci dice che prima di allontanarli dal giardino dell'Eden, Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Questo gesto di tenerezza significa che anche nelle dolorose conseguenze del nostro peccato, Dio non vuole che rimaniamo nudi e abbandonati al nostro destino di peccatori. Questa tenerezza divina, questa cura per noi, la vediamo incarnata in Gesù di Nazaret, figlio di Dio, nato da donna. E sempre San Paolo dice ancora: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo, nato da donna, da una donna, è la carezza di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui nostri peccati. Ma Dio ci ama come siamo e vuol portarci avanti con questo progetto, e la donna è quella più forte che porta avanti questo progetto. La promessa che Dio fa all'uomo e alla donna all'origine della storia include tutti gli esseri umani sino alla fine della storia. Se abbiamo fede sufficiente, le famiglie dei popoli della terra si riconosceranno in questa benedizione. In ogni modo, chiunque si lascia commuovere da questa visione, a qualunque popolo, nazione, religione appartenga, si metta in cammino con noi. Sarà nostro fratello, nostra sorella, senza fare proselitismo, no, camminiamo insieme sotto questa benedizione e sotto questo scopo di Dio di farci tutti fratelli nella vita
in un mondo che va avanti e nasce proprio dalla famiglia, dall'unione dell'uomo e la donna. Dio benedica famiglie di ogni angolo della terra e Dio vi benedica voi tutti.